Sono Francesca Alberghina, ho 24 anni e sono super curiosa. Ho creato questo podcast per confrontarmi con donne dalle diverse realtà e trattare dei temi che possono interessare a tutti noi. Questo è il mio viaggio che voglio condividere con voi. L'8ª puntata di Donne inizia ora. Bentrovati, siamo arrivati all'8ª puntata del podcast Donne. Oggi con noi un ospite speciale che non ha tanto bisogno di grandi presentazioni perché già tutti conosciamo, ma una donna di impatto che non potevo non invitare qua al mio podcast. Benvenuta Claudia Aru. Grazie, sono contenta anche perché mi sento un po' a casa qui, quindi torno sempre molto volentieri. Quindi ti va da Dio, no? Dici Sì. facile, non ho neanche sono l'ansia. proprio a casa mia. Con un po' di ansia però ce l'hai, dai. No, mi dispiace, Niente, zero. no, zero. Io l'ansia ho imparato a combatterla anche grazie al mio mestiere, perché non potrei essere ansiosa facendo questo mestiere. Poi tra diciamo le cose che mi spingono più a fare l'insegnante di canto c'è anche quello di aiutare le persone a gestire proprio l'ansia. Ecco. Quindi sei una pessima maestra se fossi ansiosa. Giusto, io qua ho scritto cantautrice, insegnante di canto, autrice e conduttrice di programmi radio TV. Devo aggiungere qualcos'altro? Sì, allora sono una viaggiatrice incallita, mi piace molto viaggiare, fa parte della mia vita, diciamo. Mi piace cucinare, mi piace mangiare, mi piace godermi la vita moltissimo e quindi aggiungerei queste Aggiungiamo cose queste qua. cosette. Sì. E volevo chiederti, tra tante di queste caratteristiche e passioni, in cosa ti ritrovi di più? Non saprei, guarda, tu hai detto una cosa molto bella quando ti sei presentata, hai detto ti sei definita curiosa ed è esattamente l'aggettivo che utilizzo anche io per me stessa, perché io mi reputo veramente curiosa. Io non saprei dirti quale di queste cose che faccio mi rappresenti di più, perché io mi sento una cantante, mi sento una cantautrice, lo faccio da tanti anni ormai, raramente canto cover, quindi io canto quasi squisitamente canzoni mie e non ho mai vissuto l'insegnamento come un ripiego, ma come una missione, perché la musica, io questa cosa la dico spesso, però ci credo veramente, la musica mi ha salvato la vita in svariate circostanze e quindi in qualche modo io dovevo rendere tutta questa roba e quindi il mio essere un insegnante è rendere un po' di tutto quello che mi è stato dato e cercare di infondere un po' di entusiasmo alle persone e, come ho detto prima, togliere anche un po' di ansia, perché purtroppo ne siamo tutti un po' affetti. Sì. E quindi io sono esattamente tutte queste cose qua, ma sono anche quella che mi piace molto fare le picchettate con i miei amici in campagna, cioè sono... Ti adatti un po' a tutto, sì, no? Sì, non c'è una cosa che... Ecco, una cosa importante è che ho scelto questo mestiere con grande passione, grande dedizione, grande sforzo, grande impegno e quindi faccio quello che mi piace totalmente e quindi non lo so, sono tutte queste cose qua perché le ho scelte. Adesso mi è parsa nella testa questa frase, fai quello che ti piace e non lavorerai neanche un giorno, ma è vera? Sì, più di una volta io dopo magari una masterclass o un concerto particolarmente bello, io sono tornata a casa dicendomi ma ti rendi conto che mi hanno pagato? Cioè che ci sono persone che pagherebbero forse per vivere questa cosa. C'è da dire che però nulla è gratis, nel senso che per arrivare a fare quello che faccio adesso ho dovuto investire tantissimo, facendo anche grandissimi sacrifici, perché come tu sai, insomma, una scelta corrisponde anche a una rinuncia, è sempre così. E quindi faccio quello che faccio anche perché ho sacrificato tantissimo della mia vita per poter avere questa serenità e io credo che la cosa che mi piace di più del mio lavoro è che sono padrona del mio tempo, perché mi posso gestire come preferisco. Se un giorno ho bisogno di riposo, se ho bisogno di lavorare ininterrottamente H24 2 settimane, lo faccio, però quando sono stanca chiudo la serranda e parto. E questa è una grande fortuna. È fantastico. Io oggi non volevo farti le solite domande, però la tua storia è davvero interessante. Volevo andare un po' più a fondo e chiederti com'è stata la tua infanzia, se mi parli un po' della piccola Claudia. Avevo la frangetta comunque. Sempre? Cioè, non l'hai mai tolta? No,
Davvero? Guarda, raramente c'è stato qualche momento in cui l'ho fatto, però poi avevo qualche crisi di identità, per cui dicevo no, aspetta che la rifaccio subito. Dai. Sì, mio fratello mi chiamava Mafalda, anche per questo motivo. Allora, la mia infanzia, dunque, io sono sempre stata, penso, una bambina iperattiva, perché sono sempre stata, ho sempre dormito poco, ho sempre fatto tantissime cose, già le superiori ero comunque rappresentante istituto, rappresentante della provincia, cioè ero sempre comunque, facevo mille cose, avevo un gruppo di tutte ragazze, facevamo punk, io ero la batterista però, perché il mio primo strumento è la batteria, quindi ero sempre molto attiva, però ero una brava ragazzina, nel senso che comunque sono sempre stata studiosa. Poi io vengo da un paese Villacidro con un liceo classico piuttosto duro, che mi ha veramente forgiato. Il Pica. Ora, le alternative erano due: o mollavi, perché come hanno fatto in tanti, oppure diventavi un trattore. Io sono diventata un trattore, perché comunque era un liceo di provincia piccolino dove eravamo tutti super controllati, quindi molto chiacchierona. Io facevo amicizia con tutti. Mia madre racconta sempre che, per esempio, quando arrivavamo al mare, io nel giro di 5 minuti ero già amica di tutto il litorale e arrivavo con un gelato, un pezzo di melone, amica di tutti, cioè, quindi sono sempre stata molto espansiva, quindi devo dirti che sono la stessa cosa che te adesso, però più piccola, più o meno. Come così. sei nata? Sì, beh, certo, alcune cose Certo. grazie al cielo e grazie anche alla terapia, diciamolo, le ho migliorate, però sono sempre stata più o meno così. Bene, come sei diventata a diventare cantautrice e poi insegnante di canto? Allora, dunque, io facevo tutt'altro. Ecco, questa Cosa è una cosa. facevi? Allora, io ho fatto il liceo classico, poi mi sono laureata al DAMS di Bologna in storia dell'arte. Io ero un critico d'arte, in Ok. teoria, e avevo anche la possibilità di insegnare nelle scuole. Dopodiché però a me l'insegnamento non piaceva molto, io sono figlia di insegnante, quindi diciamo che avendo visto lo sclero di un insegnante in casa, perché mia mamma, con tutto il bene che le voglio, comunque gli insegnanti sono un po' sclerati di base, è vero, Diciamo. quindi volevo evitare Vabbè, questa le poverine cosa. devono stare, cioè non è facile, No, dai. anche perché poi mi insegnava le medie, insegnava Ecco, in italiano, piena quindi comunque era adolescenza. faticoso, poverina. Ecco. Mia madre più di una volta mi diceva vai a posto a casa, cioè proprio sì. Quindi non era un mestiere che sentivo. E poi questa cosa di non avere il tempo mi dava fastidio, cioè questa cosa di avere le vacanze prestabilite, le cose. No, sono sempre stata molto libera, quindi mi infastidiva avere il tempo controllato. Ok. No, il tempo lo voglio controllare io. Poi quindi diciamo ho preso questa laurea, dopodiché a Bologna dopodiché io mi sono buttata in ambiente museale, io volevo fare la curatrice di mostre eccetera, e tutti i lavori che io facevo legati a questa professione sono andati malissimo, ma non male, peggio, cioè una tragedia fino all'ultimo, che fu veramente una tragedia esagerata, perché addirittura io persi tutti gli stipendi di un anno da una società che fallì e non mi pagò, e io li persi questi soldi, che erano praticamente il premio perché ero stata brava, figurati, era una borsa di studio, immaginati. Quindi- E quindi sono entrata in una specie di depressione per un periodo dove ho detto, cioè, la vita è uno schifo, non c'è la meritocrazia, sai, Vedi capito? tutto nero. Brava, quindi praticamente potevo scegliere se diventare l'ennesima donna incattivita o se leggere questo fatto come in un altro modo. E quindi io l'ho letto in un altro modo, e in realtà la vita mi ha detto devi fare la cantante. Capito? Perché quando tutte le cose che fai vanno negativamente, noi siamo talmente cocciuti a volte che non riusciamo a leggere che in realtà magari la vita ci sta facendo un regalo. E il regalo per me è stato: non devi andare lì, devi andare da un'altra parte. Quindi ho detto, soffrire per soffrire, soffro per quello che mi piace davvero. Era una mezza follia o una follia e mezzo. Però io ho voluto strutturare questa cosa iscrivendomi anche in conservatorio. Mi sono iscritta da grande, ok, a 34 anni. Sì, mi sono laureata in canto jazz, quindi questa cosa mi ha strutturato molto a livello anche di formazione, e parallelamente poi è arrivata all'insegnamento, che non ho scelto, anche questo è arrivato, perché la vita te le dà le cose, e siccome mi piaceva molto, e poi anche vedevo gli allievi erano contenti, ne avevo sempre di più eccetera, richieste ovunque, ho capito che anche quel lavoro mi piaceva moltissimo. Perché devo scegliere? Li faccio tutti. E due. Volevo approfondire questo tema dell'insegnamento. Ti volevo chiedere qual è l'approccio appunto del tuo insegnamento e come aiuti anche i tuoi studenti ad approcciarsi, sai, un bimbo che sta iniziando. Guarda, io ho allievi di tutte le età.
ok? Dai bambini ai ragazzi da molto, io li chiamo così, I ragazzi? da molto, Sarebbe? i settantenni. Ah, ok. La differenza tra un ragazzo e un settantenne è che un settantenne è un ragazzo da molto, anche perché darsi alle passioni, alla creatività ti rende giovane. Ok? Quindi i miei settantenni sono ragazzi da un sacco di tempo, ma sono Da comunque molto, ragazzi. non avevo capito che c'è da volto. Dicevo, No, da molto tempo, ok. sì, quindi sono i miei ragazzi da molto. Allora io per ciascuno cerco di cucire il percorso adatto. C'è da dire che io ho una formazione stranissima, cioè io ho da una parte la scuola americana, perché ho studiato con Cheryl Porter, che è la vocal coach numero 1 al mondo, insomma, che ho avuto grande fortuna di beccare poco prima che diventasse una superstar a Roma. Ho fatto un corso annuale con lei, che è diventata la mia maestra, la mia amica, la mia musa, insomma, tante cose. E questa è una mia scuola. E poi ho un'altra scuola, che è la scuola indiana, che detta così sono due cose che più diverse non possono esistere. Però in realtà hanno degli approcci che arrivano allo stesso risultato da strade diverse. Per cui io, sulla base di chi ho davanti, cerco di capire cosa funziona di più, ok? Poi c'ho anche l'approccio sardo, che ovviamente è il mio, che insomma è, dà quel tocco in più. Esatto. Beh, comunque anche noi in Sardegna abbiamo una psicologia complessa che io mi vanto di studiare da Sì. tempo, perché io comunque sono una grande appassionata anche di Sardegna, quindi insomma Fai però un mix di un po' tutto. esatto. E quindi com'è il mio approccio con gli allievi? Io, sulla base di chi ho davanti, vedo di elaborare una strategia, Ecco. ok? Per esempio, ovviamente per me il più grande risultato è conquistare i cattivi o comunque anche gli stonati, perché Esatto. fare un bel lavoro con i bravi È facile. non ho fatto niente, ho fatto poco, ok? E quindi a me piace tirar fuori come le farfalle, no, dai bacchi, no? Che magari da fuori sembra che non ci sia niente e invece dietro c'è una farfalla multicolore, e questa cosa mi è successa molte volte anche con i miei bambini più bravi, ok? I bambini più bravi non sono nati così. Ecco. Io lo dico sempre, cioè dietro un ragazzino che canta così bene c'è tantissimo lavoro, e come per tutte le cose nulla è gratis, perché poi c'è un'arma a doppio taglio che è il talento. Il talento è un'arma a doppio taglio. Ci sono due cose, no? Il talento e la passione. Io non sono mai stata particolarmente talentuosa, ma molto appassionata. Molto. E quando c'erano le classi di canto, ok, c'erano delle cantanti molto più talentuose di me, ma molto meno appassionate. Cosa è successo? Che col tempo la mia passione ha colmato il talento mancante, ok? Che però loro hanno dato per scontato, ok? Perché hanno vissuto di rendita senza alimentarlo, e quindi io le ho doppiate. Alla fine io faccio questo mestiere, loro no. Ok? Questo per dire cosa? Attenzione al talento. Il talento è una grande cosa, ma è un grande pericolo anche, perché ti siedi sul talento. Invece la passione è il motore, quella cosa che ti dà l'argento vivo, capito? Che non ti fa mollare, perché se studi molto diventi bravo. Qua mi viene una domanda anche banale, ma quindi chiunque può diventare un cantante? Sì. Sì. Un cantante bravo? Allora, su questa cosa del cantante bravo possiamo aprire come dire, Mondo una di- voragine, ok? Perché ci sono dei cantanti che sono tecnicamente delle spade, sono fantastici, ma totalmente algidi e freddi. E poi ci sono dei cantanti che sono mediocri, che però sono arrivati al cuore di milioni di persone. Ti parlo di Battisti, ti parlo di Vasco Rossi, che certamente non possiamo dire che sono dei cantanti meravigliosi, ma sono delle personalità favolose che sono arrivate a generazioni e generazioni e continuano a farlo. Ti ho citato due nomi e potrei fartene tantissimi altri. Quindi io penso che non conti la bravura, no? Tra virgolette, ma cosa hai da dire e come lo dici. Se lo dici bene, guarda Arrivi. Madonna, Sì, arrivi. non ha mai saputo cantare, eppure ha segnato un'era. Ok, ha aperto una strada. Poi c'è anche Lady Gaga, che è favolosa e canta in maniera eccellente, però ognuno ha la sua storia, se ci pensi. Quindi chiunque può fare il cantante. Sì, conta molto la personalità, conta chi sei, conta quanto ci credi, conta la passione. Poi sì, puoi diventare molto bravo, puoi diventare mediocre, ma diventare comunque un grande, quindi dipende da te. Quali sono gli errori più frequenti che ti capita di incontrare nell'insegnamento?
Da insegnante o da... No, prima che riscontri nei tuoi allievi. Cioè, dove sono i problemi più grossi? Esatto, cosa sbagliano di Guarda, più? sono sempre gli stessi problemi. Guarda, nel canto come dire, i punti focali sono tipo 5 o 6, non di più, davvero, sono queste robe qua, che però potresti non raggiungere mai o potresti raggiungere molto velocemente. E lì vedi veramente come le persone cambiano proprio, cioè si spaventano quasi quando hanno la consapevolezza, per esempio, di cosa vuol dire un suono appoggiato, no? Di un suono sostenuto. Adesso magari lo spiego meglio, però cosa succede? Che noi intendiamo erroneamente che la sorgente della voce sia qui. Sì. Ok? E questo è una cosa che Sbagliatissima. non è così. La sorgente della voce è nel nostro centro, quindi dove c'è il nostro diaframma, che dà comunque il nostro trampolino, ok? Tutto il resto è un passaggio. Ok, quindi il corpo deve stare fluido, non deve esserci rigidità, eccetera. A me è capitato più di una volta di vedere un po' come quasi un'ostetrica, perché è un gioco fisico che si fa, cioè quindi di scoprire dove devi puntare queste persone che a un certo punto esplodono in questa voce così potente, sonante, risuonante, che quasi si spaventano. Più di una volta mi è capitato di vedere persone che si commuovono, sì, perché dicono ma sono io? E quindi scopri la tua voce, ok? Oppure tutto un discorso di posizioni muscolari. Un esempio, la lingua è gigantesca e occupa un sacco di spazio nella nostra bocca, però la lingua è anche un conduttore di vibrazione. Se la lingua io la lascio attaccata al palato o al palato molle, cosa succede? Che il suono si tappa. Te lo faccio sentire. Vai, è così. Sì. Guarda se sposto la lingua, cosa succede? Si sente? È come se ecco. si sente. Quindi imparare a gestire la lingua è imparare a gestire quel coperchio che ti tappa e quando vai su ti strozza. Ok? Il famoso canto ingolato. Questo è già un gap che una volta che tu lo capisci ti apre un mondo. E che altro consiglio do? Io dico sempre la posizione pre-sbadiglio, quando stai per sbadigliare. Fate la prova anche voi a casa. La sto facendo Falla anche io. tu. Però falla sul serio. Se tu noti la muscolatura Si rilassa? si apre? La lingua si abbassa e il palato molle si solleva perché c'è una parte di palato in fondo che è mobile. Provalo. Lo senti? Ecco, quella posizione facilita moltissimo l'emissione sonora quando fai gli acuti. Se tu impari questa cosa, anche qui ti si apre un mondo, quindi scopri una vocalità molto più acuta che non pensavi di avere, ok? E ovviamente l'aspetto respiratorio, come detto all'inizio, la questione dell'ansia, la respirazione diaframmatica, al netto che tu sia un cantante, è fondamentale perché ti aiuta a gestire l'emotività. Quindi tutti devono imparare la respirazione, tutti devono imparare la respirazione diaframmatica, perché davvero è la respirazione più bassa che dà meno stress. Se tu pensi, quando sei stressata, qual è il primo sintomo di stress? Il respiro corto. Sì. È quello. Se tu impari, che ti senti affogare, se tu impari a gestire quel respiro, ad abbassarlo, ma proprio nella vita, considerando che il meccanismo è il movimento che tu compi più spesso nella tua giornata ed è quello che dai più per scontato. Ok? Sì. Se noi ci lavorassimo di più sul nostro respiro, saremo meno ansiosi e quindi richiedimelo se sono ansiosa. Sei ansiosa? No, perché respiro bene. Ma adesso mi viene questa domanda, ma tu pratichi anche dello yoga? Qualcosa? Niente. Guarda, mi sembra... Sei perfettamente rilassata e senza ansia grazie alla grazie a questa respirazione qua. Io lo consiglio veramente a tutti quanti, anche qui io per esempio racconto questo aneddoto per farvi capire quanto è importante. Allora, io ho visto persone curare gli attacchi di panico con la respirazione diaframmatica e funziona, attenzione. A me è capitato di vedere una ragazza che ha preso per un sacco di tempo degli ansiolitici perché aveva questo stato ansioso perenne che non la faceva dormire, che stava malissimo, salvo poi scoprire che aveva una contrattura al diaframma. Chiaro? Era un problema squisitamente muscolare. Una volta che lei ha strecciato il diaframma e ha messo a posto questa contrattura, lei le è passata l'ansia. Pensa a quanto lo sottovalutiamo. Mi viene da dire follia, perché è così. È una roba che... È troppo importante, davvero è troppo importante. E questa cosa la sapevano già in antica Grecia, ma già anche gli antichi sardi. Perché se è vero che i greci dicevano che l'anima risiedeva nel diaframma, i sardi in alcune aree lo chiamano sabucas anima. Ok? È vero, sì. Perché è un organo che
regola troppe cose anche a livello emotivo, e quindi sarebbe bello riscoprirlo tutti insieme. Io nei miei percorsi a scuola faccio le grandi riappacificazione col diaframma e volergli bene, riappacificazione, scusami, con la propria voce. Troppa gente dice che ha una brutta voce. Eh sì, quando ci riascoltiamo gli audio, ma Ma davvero sai la perché? mia voce? Sai che c'è una motivazione? Perché non ti riconosci, perché quando tu parli tu sei sorgente della tua voce, quando tu ti ascolti sei ricevente della tua voce, quindi non ti riconosci, però la tua voce è il tuo passepartout, è la tua, come dire, la tua apertura al mondo. Come puoi non volergli bene? Devi voler bene alla tua voce perché sei tu, ok? E infatti io dico sempre che imparare a cantare bene passa soprattutto da imparare a volersi più bene, a vergognarsi di meno, giudicarsi di meno, ok? E pensare di essere comunque fighissimi, volersi molto bene per poter cantare meglio. Infatti io dico sempre, a me di come canti non mi interessa, a me interessa che tu stia meglio, perché poi canti meglio. Sì. È sempre così. Bene, qual è il ruolo dell'emozione e dell'espressione nel tuo insegnamento? Guarda, addirittura una critica che mi è stata fatta è che io sono poco professionale perché sono una puntina empatica. Poco. Diciamo che quando me lo stavano versando quando ero piccolina è Hanno caduto. esagerato. Esatto, è proprio caduto. Allora, io mi emoziono moltissimo, ok? Ma meno male. Eh sì, è la cosa più bella Ma del ti mondo. prego, cioè io evviva, cioè io ringrazio di avere questa grande dote di potermi emozionare, mi commuovo, mi arrabbio, perché anche quello. Ora, certo, bisogna cercare di gestirle queste Ovvio. cose, perché ovviamente non è che posso dare in escandescenza o, come dire, piangere tutte le mie lacrime, però l'emozione è fondamentale, non farei questo mestiere se non mi emozionassi, anche perché anche io, quando ascolto la mia musica preferita, io mi emoziono moltissimo, cioè una cosa che io faccio, non so se capita anche a te, a me viene proprio I brividi. Sì. mi viene la pelle d'oca cioè io quando sento una cosa che mi piace, è proprio, mamma mia, cioè proprio mi vengono gli occhi lucidi e ho la pelle d'oca, quindi mi emoziona un sacco e io voglio che si emozionino anche i miei ragazzi. Io dico sempre, non abbiate paura di emozionarvi, perché è la cosa che piace di più. Sì, a volte si pensa che si è fragili perché ci si vede. Secondo me è una prova di forza. Capito, invece sei fortissimo. Secondo me è una prova di forza, è come chiedere aiuto quando non si sta bene. Secondo me quando chiedi aiuto vuol dire che sei più forte, cioè hai ammesso che c'è qualcosa che non va ma la vuoi risolvere, Esatto. quindi sei forte perché l'hai capito. Quindi io dico sempre ai miei allievi, dico emozionatevi sempre, non abbiate paura, perché poi emozionarsi è come scollinare. Per esempio a me capita di vedere moltissime persone che non riescono a cantare delle canzoni perché gli ricordano delle cose. Mm-hmm. Io per esempio ho scritto una canzone per mio padre che è mancato e ci ho messo un anno a scriverla e un anno a imparare a cantarla, ok? Ma io mi sono forzata tantissimo di farlo, e sai perché? Perché era una terapia, ok? Cioè imparare a cantare quella canzone senza commuovermi o senza sbagliare era la mia terapia, lo dovevo fare. E sai perché ho capito questa cosa? Perché ne avevo terrore. E delle cose che hai paura sono quelle che vuoi di più, perché se non hai paura vuol dire che non ti interessa. Quindi se hai paura di una cosa vuol dire che la devi fare. E la prima volta piangi, la seconda pure, però piano piano no, e diventi fortissimo dopo. È per quello che dico che cantare fa proprio bene. Bello. Come tu mi hai detto che non soffri d'ansia, però un po' di stress ti viene alle volte? Quello, vabbè, Ecco. sì, a manetta, Come sì. hai imparato a gestirlo? Se hai imparato? No, No. assolutamente, cioè no. Allora, chi mi segue sa che io faccio una quantità di cose che veramente a volte È fuori dal normale. sì, cioè me ne rendo proprio conto, cioè poi con tutte le passioni che ho, con tutti gli spostamenti, prendo un aereo a settimana, cioè sono sempre da una parte all'altra, ho 3000 cose per la testa, quindi sono stressata. Devo dire che un grande lusso che mi ha dato la vita e che ho un po' scelto anche è stato avere un assistente, che è la persona migliore che potesse capitarmi, che è colei che
mi aiuta, mi supporta, mi sgrida in tutto e per tutto, e questa è stata davvero la svolta della mia vita, perché ero davvero troppo stressata. Ho imparato a fare una cosa che non riuscivo a fare, che è demandare, ok? Capire che io non sono indispensabile, che ci sono cose che possono fare anche gli altri, che il mondo non crolla se non lo faccio io, e quindi ho imparato a dare dei compiti ad altre persone, e questo mi ha molto alleggerito. Però io ho bisogno dello stress, sono così, cioè non ce la posso proprio fare, cioè io sono anche una di quelle che al mare sta 2 ore, Perché? sto già così, no, così non ce la faccio, cioè, capito? Non lo Devo reggi, fare delle cose. non riesci a stare rilassata per No, tot ma neanche te. la vacanza al mare, cioè io vedo la gente che va in vacanza al mare, ma come fate ad andare in vacanza al mare? Che noia, cioè io non Sì. ce la faccio assolutamente, io sono proprio super dinamica, infatti anche dei viaggi che faccio torno più stanca di prima, però rigenerata. E dormi? Pochissimo. Dai. Sì, Beh, la domanda veniva dormo veramente poco. poche ore. Sì, sì, Riesci sì. però a essere super carica e a fare tutte le... Guarda, io questa cosa del sonno è una cosa che mi ha caratterizzato da sempre, ok? Poi, avendo molte cose per la testa, mi basta un pensiero Che non dormi. e non dormo più. Però farò una missione adesso pubblicamente, ho una cura ultimamente, che non è la melatonina, non è niente si chiama Elisa True Crime, che è una ragazza che fa podcast, che racconta omicidi, serial killer, storie tremende. Io la metto Che ti fa e dormire? mi addormento. Fantastico. Guarda, veramente Elisa True Crime è un ottimo... Elisa, non smettere mai, Non perché... smettere, io prima o poi glielo dirò, io prima o poi le scriverò e le dirò: guarda, grazie perché la tua voce, perché altre voci no. È la Cioè, Nina se Nanna. metto Pablo Trincia, no, mi zero. sveglio. Se metto Alberto Angela, no. Elisa è la mia Nina Nanna preferita, la adoro. No, Sì, vabbè, fantastico. sono un po' matta, abbi pazienza. Come descriveresti la tua personalità e come influisce nel tuo lavoro? Questa è una domanda difficilissima, perché io sono il mio lavoro, nel senso che io sono proprio il mio lavoro, cioè non so come spiegarti. Per esempio, non faccio cover, ok? Io ho un concerto, non posso essere sostituita, cioè se devo fare un concerto lo devo fare io, Sì. perché comunque la gente si aspetta me e devo farlo io, come per le lezioni, è la stessa cosa, quindi la mia personalità è il mio lavoro e viceversa, ok? E a questo punto ne approfitto anche per dire una cosa: io sono una di quelle che non si può ammalare, proprio non, no. E infatti mi viene sempre da sorridere, perché sempre il trattore di prima, no? Perché io mi devo organizzare, ok? Anche vocalmente, eccetera, perché quando io sono in stagione ho tanti concerti o faccio 10 ore di lezione, perché mi capita di fare anche questo, io devo comunque avere una voce sempre prestante, ok? Quindi tecnicamente devo essere molto allenata, devo essere molto sul pezzo, fare attenzione. Però appunto non riesco a scindere la personalità dal lavoro, e anche il fatto che non mi possa ammalare, quindi sono sempre sul pezzo. Sono andata a lavorare tutto. anche insomma, con la febbre, così noi donne sappiamo farla questa E a cosa. proposito di questo, come affronti la pressione di dover essere sempre on, cioè sempre positiva, sempre al massimo? Io non sono sempre on e No. non sono sempre positiva, nel senso che Per a me... l'immagine pubblica, dico. Ma guarda, in realtà, allora, io ti dico questa cosa, che io sono di una sincerità drammatica a volte, perché non riesco a mentire. E c'è una domanda che io odio, che è: tutto bene? Io la domanda tutto bene la odio, perché non va tutto bene. Certo. A chi va tutto bene? A nessuno va tutto bene. Tutto bene te lo chiede chi non è interessato a sapere come stai, ok? Quindi se tu mi chiedi come stai, io ti dico sempre la verità. Io in questo momento ti dico sto bene, ma se me l'avessi chiesto 4 mesi fa ti avrei detto non sto bene, perché sto affrontando un sacco di questioni mie personali, e quindi non è vero che sono sempre a 1000. È vero che sono molto positiva, questo sì. Ok. È vero che cerco sempre di switchare le energie negative in energia buona, questo sì.
Però non sono sempre, cioè, e sono molto sincera, sono molto onesta anche in questo. Cioè, io ho passato momenti terribili, no? Come tutti, credo, però ho sofferto tantissimo. È una persona che non conosco. Nei social un giorno mi ha fatto questa domanda, che è a questo proposito, per quello che te lo racconto, che mi ha profondamente toccato. Lei mi ha detto: io ho visto tutto quello che fai, ho visto le tue lezioni, ho ascoltato le tue canzoni, e la prima domanda che ti voglio fare è: quanto hai sofferto per essere così? E io gli ho detto: un sacco, moltissimo, moltissimo. Ci vuole coraggio anche per soffrire, prendersi il tempo per soffrire. Io soffro come una bestia, cioè, così come gioisco tantissimo, io soffro Tantissimo. sì, cioè io proprio agonizzo quasi, cioè proprio. Però normalmente scrivo una canzone, lo sai? Ogni volta che... Sì, io ho scritto un disco in pochi mesi, da poco, perché dicevo, tutto questo dolore deve diventare qualcosa di buono, non può rimanere lì. Quindi non sono sempre on, soffro molto, però sono super positiva, quello sì, quello sì. E un'altra domandina, a proposito di cose brutte, vorrei invece che mi parlassi o mi raccontassi del tuo momento Dei più tuoi bello. ex? Ah no, pensavo No, lasciamole no, lì le cose. qualcosa di brutto, quindi No, no, sto basta, scherzando. se no qua non finiamo più. Esatto. Però sarebbe molto divertente. Sì, sarebbe fantastico, però Sarebbe abbiamo super da fare, divertente. Hai secondo me, ragione, è un'altra in un altro puntata quella. momento. Il prossimo podcast ex Ti prego, guarda che farebbe un successo clamoroso. Io ci lo puoi chiamo il mio contare. periodo per i lavori socialmente utili. Il sostegno. Volevo chiederti, qual è stato il momento più bello della tua vita finora? Mamma mia. Guarda, io non sono madre, ok? Di solito le madri dicono sempre quando è nato. Sì, sì, sì. Io però sono una di quelle donne che può dire di aver toccato grandissime gioie nel riconoscimento, per esempio, di quello che ho fatto con molta fatica, però in casi piccoli, ok? Tipo una bambina disabile con una grave forma di ritardo mentale, eccetera, che si addormenta solo con 2 canzoni mie, per dire, ok? E la madre è venuta a dirmelo e mi ha portato un regalo, e questa ragazzina era felicissima. Ecco, quando mi sono resa conto che quello che ho fatto è arrivato a qualcuno e l'ho cambiato, ok? Quindi non ti riesco a dire una cosa, ok? Ti posso dire però che sono stati tanti momenti in cui ho detto sì, dai, continua, forse stai facendo la cosa giusta. Oppure vedere dei ragazzi che diventano più bravi di me. A volte mi hanno detto: ma non hai paura di pubblicare questi allievi così bravi che poi magari sono più bravi di te? E io dico: al contrario, è il mio più grande orgoglio, perché quando sono più bravi di me vuol dire che sono stata proprio brava. Io ho avuto insegnanti gelosi Sì. che non hanno condiviso completamente perché temevano questo. Io non lo temo per niente, perché sono sicura del mio, perché io sono unica e irripetibile, come lo sei tu, come lo è chiunque. Vero. Quindi io non mi sento minacciata, non mi sento minacciata da uno bravo, perché io faccio il mio e nessuno me lo toglierà, ok? Sì. Quindi queste sono le cose o vedere tipo i genitori dei miei bambini che me li darebbero anche a casa. Cioè, io veramente posso dirti che c'è un affetto autentico, cioè molti genitori dei miei allievi sono diventati amici, molte persone che vengono ai miei concerti sono diventati amici, cioè persone vere. Io in Sardegna in difficoltà non lo sarò mai, perché ovunque io sono in Sardegna, ovunque ho un numero di telefono da chiamare dove sono certa che qualcuno risponderà, e questa è una grande cosa. Quindi non ti parlo di un evento, ma di tutte queste cose qui. Scommetto che invece un evento brutto, un momento difficile, me lo sai dire. Sì, Ecco. certo, ovviamente. È molto più semplice, no? Sì, io penso che le separazioni sono sempre dei traumi, ok, dei lutti. Quando è mancato mio padre, anche se anche lì, sai cosa è successo? L'ho lavorato talmente tanto quel dolore. Tu pensa che ho fatto anche il cammino di Santiago per imparare a lasciarlo andare. In realtà poi ho scoperto che dovevo imparare a fare tutta un'altra serie di cose, tipo perdonarmi.
per tante cose, volermi più bene, queste cose qua. Però anche quello l'ho talmente trasformato che mio papà è il mio migliore amico attualmente, capito? Quindi sì, trauma gigantesco, però l'ho molto elaborato. L'hai affrontato in un modo. Io penso che durante il lockdown io ho avuto una storia un po' particolare, tu non mi conoscevi, che in tanti hanno seguito. Io sono rimasta ostaggio in Niger. Il Niger è il paese più povero e pericoloso del mondo. Ok, io sono partita il giorno 9 marzo 2020, ti ricorda qualcosa? Per il Niger, per un progetto di supporto psicosociale delle Nazioni Unite, ok, con i rifugiati che loro accoglievano nel loro campo di raccolta, e io dovevo andare a fare lezioni di canto a questi rifugiati, ok, che venivano salvati dalle prigioni libiche, portati in Niger, quindi nella capitale Niamey. Io devo fare l'insegnante di canto. Parto il 9 di marzo. Torni? A mezzogiorno chiudono l'Italia. Io parto alle 10. Ok? Come sono arrivata in Niger, io non sapevo nulla. Ok? Questi vedono un passaporto italiano e non mi volevano far entrare. Insomma, te la faccio breve. Io sono rimasta 4 mesi con una valigia per 2 settimane in Niger, senza sapere cosa, come e quando. Dai. Sì. È stata una delle palestre di vita più incredibili della mia vita. Ho avuto il mio primo attacco di panico. Da sola? Poi ho creato comunque una rete, riuscì a raggiungermi anche il mio fidanzato dell'epoca, però comunque era una situazione drammatica. Cioè tu immaginati Assurdo. che io non sapevo, l'aeroporto era chiuso, ok? Cioè c'è un terrorismo pazzesco in Niger, c'è una situazione veramente difficile. Io ho visto i 52 gradi, ok? Ho vissuto il Ramadan con loro, però io ho fatto lezioni di canto a una classe di donne del Sud Sudan che mi hanno arricchito così tanto, e ti dico che alla fine sono stata così fortunata. Dai. Che voi siete solo ingrassati a guardare la TV, È vero. mentre io mi stavo rivoluzionando la vita, ok? Che bello. Quindi è stato difficilissimo, Ci credo. complicatissimo, però mi ha reso ancora più trattore questo. Per non dimenticarci del Esatto, che sono un trattore. Esatto. Bello. Come riesci a gestire le relazioni personali e la carriera? Guarda, te lo dico anche questa la so. Allora, io il mio nome presteso è Maria Claudia. Ok. Io mi chiamo Maria Claudia, come 3/4 delle donne in Sardegna, c'è un po' di Maria in tutte noi. Ecco. Maria Claudia è quella a casa, struccata, quella che... E poi c'è Claudia Aru, ok? Un po' devo essere Claudia Aru, perché comunque quando sono in giro... Però io voglio che le persone conoscano Maria Claudia, ok? E non la conoscono tutti, la conoscono poche persone, nelle mie fragilità, nelle mie debolezze, che ammetto con molta serenità. Però, ecco, io non sopporto chi vuole Claudia Aru, ma non si accorge di Maria Claudia. E quando vedo questo tipo di atteggiamento, salabim, cioè proprio Ciao. sparisco. Ed è una cosa che ho imparato a fare di recente. Cioè, quando mi rendo conto che le persone vogliono il fatto che io ho tanti follower, Sì. ok, io vogliono l'insegnante conosciuta, allora dico no, non mi Non interessa. fai per me. E ho sviluppato questa capacità di rendermene conto abbastanza velocemente, quindi sei riuscita, riesci a individuare riesco a capire subito? abbastanza velocemente chi è interessato a Maria Claudia e chi invece vuole soltanto, come dire, lo so, io sono una deficiente, però comunque nel mio contesto mi rendo conto di essere un uomo mai conosciuto, per Certo. carità. E quindi quando mi rendo conto che le persone vogliono solo quella roba lì, ok, perché si beve gratis, perché si va ai concerti, si passa da un'altra parte, allora io proprio, stacco la spina immediatamente, proprio le bandierine rosse, no? Le red Ecco, flags, le le red vedo flags. così. Prima c'avevo gli sbandieratori di Siena davanti, non vedevo niente. Adesso Adesso c'ho un subito. occhio clinico, li vedo subito. Come vedi Claudia tra 5-10 anni? Con i capelli rosa? Giura.
Sì, sì, o biondi o platti, no? Comunque c'è un sacco di capelli bianchi da quando sono Quindi molto piccola, sì. Quindi probabilmente potrei vivere in campagna. No, non è vero, sono un po' cittadina. In realtà mi piace molto la campagna. Io ti dico una cosa. Sì. Ho imparato, lavorando con i miei allievi, ho visto che i limiti più grandi alla felicità sono l'ansia e la depressione, ok? Allora, l'ansia è la tendenza a proiettarsi in avanti. E Vero. quindi tu hai paura e dici, oh cavolo, anzi. Sì. La depressione invece è la nostalgia del passato. Io mi vivo il presente, ora. Quindi se tu mi chiedi, come ti vedi tra 5 anni? Non lo Non so. ti vedi? Non mi vedo. So soltanto che se rimane esattamente così, mi va benissimo. Non voglio niente di più di quello che ho ora. Bello. Ho tutto quello che mi serve. Come diciamo a Cagliari, non mi manca niente. E lo dico in tutti e due i sensi. Non ti manca niente. Fantastico. E, invece tu, essendo di Villacidro, no? Nel tuo futuro ti vedi a vivere a Villacidro? No, Assolutamente no. 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 Nonostante No. il legame con... Sì, beh, certo, io sono cidresa al 100%, per carità. Sono felicissima di essere cresciuta a Villacidro, guarda che te lo giuro, perché Villacidro è sempre stato un paese molto vivo musicalmente. E io, quando ho detto prima che avevo un gruppo di punk femminile, è stato perché ero a Villacidro, perché noi uscivamo in saletta, ok? C'era proprio questa visione della musica. Io mi ricordo c'era una località di montagna che si chiama Magusu, ok? Pensa che un anno a Pasquetta fu fatto il Magudstock. Io me lo ricordo ancora, perché noi si suonava, cioè noi avevamo questa cosa di suonare la chitarra, di vederci, quindi in realtà la realtà di Bidda io la difendo con i denti. Ecco. Io sono fieramente biddaia, ma molto, ok? Perché io riconosco chi è di Bidda da chi non è di Bidda per tante cose, ok? E quindi rivendico veramente con forza e sono felicissima di essere nata in paese, cresciuta in paese, perché mi ha dato dei valori fantastici. Però amo follemente Cagliari e io più viaggio, più mi muovo, più vivrei proprio a Cagliari. È proprio la mia città del cuore. Ho troppe cose qui, capito? Poi sono molto agevolata negli spostamenti, tante cose succedono qui, quindi proprio per una questione pratica. Io da casa mia all'aeroporto ci metto 12 minuti. È troppo importante per me, capito? Vero. Quindi viva Villacidro, ma viva Cagliari, anzi viva Chiagliari. Hai dei rimpianti? No, Zero? neanche uno. Ottimo. No, rimpianti non ne ho neanche uno, ho fatto tutto quello che volevo, sono stata anche molto macchillotta in passato, forse lo sono parzialmente anche adesso, però no, neanche uno, cioè davvero ho fatto tutto quello che mi andava di fare, tutto, anche di più. Prima di chiudere, di finire la nostra chiacchierata, volevo ricordare che tu adesso partirai con un nuovo format, giusto? Un podcast. Sì, Mi han detto? diciamo che in queste mura abbiamo già fatto tante cose. Io sono molto contenta che nella mia vita è entrata anche la realtà di Galleria Progetti, perché a parte tutto, quando ho detto prima mi sento a casa, è vero, cioè io mi sento molto a casa, è un posto che mi ha dato tantissimo e anche, non lo nego, tantissima visibilità, cioè anche questa cosa del podcast, io non pensavo di poterlo fare, dico la verità, custuburu, no? Però mi viene bene, mi piace e sono contenta, quindi adesso c'è questo format che partirà insomma per i 10 anni di Galleria Progetti, che ha un nome bellissimo, Ecco. che ha inventato la mamma di Luca, che ringrazio pubblicamente, che è Podcastiai. Ora chi mi segue un po' sa, io parlo inglese, parlo spagnolo perché ho vissuto in America e in Spagna, però sono una grande appassionata di lingua sarda, che ho imparato da grande, io questa cosa la devo sempre Fantastico. dire, mai parlato sardo in vita mia, figlia di insegnante italiano, figurati. E quindi l'ho imparato intorno ai 26 anni io il sardo, lo dico sempre, infatti dico sempre, io sono diventata sarda a 26 anni, perché sardi è una scelta, non Sì. è una cosa. E quindi questo podcast Di cosa parlerà? guarda, in realtà io sto
pensando a un minestrone di cose, perché io sono un minestrone di cose, quindi vorrei mettere le cose che mi piacciono, cioè ci saranno musicisti ovviamente, ci saranno professionisti, ci saranno guide ambientali, ci saranno esperti di viaggio, ok? Ci saranno anche sardi che parleranno in sardo di cose sarde, ma anche non solo, anche mi piacerebbe avere un occhio al mondo, perché insomma a me piace molto questa cosa di essere il compasso, no? Con un piede fisso in Sardegna e l'altro che si muove nel mondo. Questo è quello che voglio diventare da grande. E quindi vorrei mettere un po' tutto il mio mondo, quindi tutte queste cose tutte insieme, che tu direi che cosa ci appiccicano. Secondo me, se con la giusta ironia, con la giusta anche eleganza, secondo me possiamo raccontare. Io vorrei raccontare le realtà virtuose della Sardegna, perché c'è una Sardegna fighissima che raccontiamo poco. Noi siamo abituati a parlare sempre delle cose che non vanno bene, delle cose che non funzionano, delle persone che non sanno fare le cose, e non abbiamo la mentalità imprenditoriale e non siamo persone, e invece non è vero, perché ci sono un sacco di sardi fighissimi e io ve ne porto un sacco. Io ti do un grosso in bocca al lupo per questo format, per questo podcast, e ti ringrazio per essere stata qui. Io invece sono molto contenta perché non mi aspettavo che mi invitassi, e quindi ti ringrazio molto, perché la gentilezza e la cordialità non sono mai scontate. È stato un piacere. Anche per E me. noi ci vediamo, perché questa puntata termina qui.